Il fiume dei tesori, conoscere ed esplorare il territorio per avere contezza delle bellezze, della sua ricchezza archeologico-ambientale e promuoverlo attirando flussi di visitatori. Obiettivo raggiunto ieri da Italia Nostra che nella settimana del paesaggio ha organizzato ad Agrigento una partecipata passeggiata lungo la foce del fiume Acragas, guidata dagli archeologi alla scoperta dell'antico porto della città. Oggi andiamo alla scoperta della foce del fiume Acragas e siccome io ho poca voce, come vedete, do la parola alla mia vicepresidente che vi spiegherà bene l'iniziativa. Buongiorno, l'iniziativa di Italia Nostra di Agrigento si inserisce in un'iniziativa in ambito nazionale che si intitola Paesaggi fluviali, lacustri e marini. Naturalmente la nostra sezione si è sentita di aderire a questa iniziativa nell'ambito di questa settimana promozionale attraverso una passeggiata attraverso la foce del fiume Acragas, quindi sarà un percorso guidato, si tratta di una passeggiata culturale guidata da un archeologo, il dottore Luca Zambito, che ci condurrà alla scoperta di questo patrimonio fluviale a noi non solo semisconosciuto ma anche attenzionato da Italia Nostra perché sito, ahimè, abbandonato e maltrattato. E infatti tra l'altro abbiamo già agli atti un progetto ben articolato in cui in un'ottica di rivalutazione proprio di questo patrimonio che ricomprende una storia geografica, un patrimonio storico e anche un patrimonio naturalistico interessante. Infatti oggi scopriremo la flora, la fauna e tutto ciò che appunto si incontra in questo bell'itinerario che ci porta da qui dove siamo adesso al villaggio Peruzzo fino a Maddalusa, alla foce del fiume. Quindi auguriamo a tutti i partecipanti una buona passeggiata e auspichiamo un cono di luce acceso proprio su questa iniziativa e buona passeggiata. Ci sono delle bellezze naturalistiche, poi consideriamo che stiamo andando a visitare il vecchio porto dell'antica città di Agrigento, oggi in parte urbanizzato, però era un sito di importanza, possiamo dire, mediterranea nella storia di Agrigento romana. Negli anni passati, in prossimità dell'attuale chiesa di San Leone, gli archeologi hanno trovato dei depositi, dei grandi magazzini poi coperti da necropoli, su cui si estende poi una necropoli più tarda, e il grande interesse di trovare dei grandi magazzini alla foce di uno dei porti più importanti probabilmente del Mediterraneo in età romana è proprio questo, cioè è il sintomo, il segnale, il segno materiale della ricchezza e dell'importanza che Agrigento ha avuto nel Mediterraneo.